Buonasera, ringrazio tutti i presenti per essere qui in questa prima riunione in presenza ma anche in streaming. C'era il desiderio di tutti di ritrovarsi proprio fisicamente, di potersi vedere, però siccome la presenza è contingentata per motivi noti, abbiamo deciso di fare una cosa combinata, cioè sia in presenza sia in streaming. È l'inizio di una nuova stagione e oggettivamente siamo molto contenti di essere qui. Io sono il presidente ripetente, come tanti, del Lions Club San Daniele. Per chi non conosce il Lions è la più grande associazione laica di service del mondo. Service vuol dire volontariato, ha più di 100 anni di service, 1,5 milioni di soci, più vicino al microfono, 47.000 club e opera in oltre 200 paesi. Il SER, il nostro volontariato, è nella salute, ambiente, scuola, giovani, sport e comunità, cioè tutte le cose della vita civile. È international perché ogni socio è riconosciuto e può partecipare alla vita dei club in tutte le parti del mondo. Il nostro obiettivo principale comunque è quello di dare informazione e cultura, perché non è nelle nostre corde fare assistenzialismo puro, e per questo abbiamo organizzato quest'anno una serie di meeting proprio sull'eccellenza friulana nel mondo. Questa sera iniziamo con l'ambasciatore Zannier, ma poi continueremo con un meeting con Cimolai, con Anna Mareschi Danieli e con la Maddalena, la cavaliere Clara Maddalena, che è un'azienda che lavora a livello internazionale. Abbiamo tutta una serie di appuntamenti web, dalla cyber security all'incontro con Silvio Buraferro, che l'anno scorso non siamo riusciti a fare, a un meeting con Andrea Risaliti, con Luca Ponti, tutta una serie di idee che porteremo avanti in meeting streaming, di cui vi informeremo man mano che andiamo avanti. Questa sera abbiamo un ospite molto prestigioso, è l'ambasciatore Lamberto Zannier, è originario di Fagagna, stasera è di nuovo a casa, è anche cittadino onorario di Fagagna. È stato al Liceo Stellini di Udine. Per me e per tanti qua questa sera è un déjà vu molto, molto piacevole, e penso che i nostri professori del liceo siano molto contenti, Mari, Vidoni, Filippi, Laveccia, siamo tutti contenti insomma di quello che abbiamo fatto, anche se forse non ci credevano quando ci tormentavano al liceo. Dopo lo Stellini si è laureato in legge all'Università di Trieste e dal 78 ha fatto ingresso nella carriera diplomatica, prestando servizio in varie sedi diplomatiche da Abu Dhabi a Vienna e al Ministero degli Esteri italiano a Roma come coordinatore per la politica estera di sicurezza e difesa dell'Unione Europea. Dal 91 al 97 è stato capo del Dipartimento Disarmo, controllo degli armamenti e cooperazione in materia di sicurezza presso il segretariato della NATO a Bruxelles. Dal 97 al 99 ha presieduto i negoziati per l'adattamento del trattamento delle forze armate convenzionali in Europa. Tra il 2000 e il 2002 è stato rappresentante italiano del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per le proibizioni delle armi chimiche all'AIA. Dal 2002 al 2006 direttore del Centro di Prevenzione Conflitti dell'OSCE a Vienna, dirigendo più di 20 operazioni civili nei Balcani e ex sovietico. Da giugno del 2008 a luglio del 2011 rappresentante segretariato generale delle Nazioni Unite in Kosovo in qualità di capo della UNMIK, Nations Interim Administration Mission in Kosovo, con un rango di sottosegretario generale dell'ONU, con nomina del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Per 2 mandati, dal 2011 al 2017, il ruolo di segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Nel 2018 è stato nominato alto commissario sulle minoranze nazionali. Questa sera, l'argomento di questa sera lo conosciamo, ci ha presentato il cerimoniere,
io ringrazio Lamberto, veramente un grande onore averti qua. Abbiamo i saluti anche del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che si complimenta con noi per l'iniziativa, ci ringrazia anche per l'invito, naturalmente aveva altri impegni, e abbiamo la fortuna di avere il sindaco di San Daniele, Pietro Valent, che a sua volta faceva un saluto, e il Comune di San Daniele è patrocinante di questa manifestazione. Poi dovevamo farlo alla Guardiana per poi motivi logistici, anche visto il prestigio del relatore, abbiamo deciso di venire qui a Fagagna, in una sede peraltro molto confortevole. Sindaco. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito il Presidente Beltrami, mi complimento con lui e con il vostro club per la serie di serate che avete programmato. Serate che, dice bene il Presidente, vanno nell'ambito della cultura, perché non è semplicemente fare service il vostro mestiere, ma anche diffondere tutta una serie di valori e di aspetti, di far conoscere alcuni aspetti della nostra comunità friulana. L'avere oggi qui a Fagagna, per cui io porto i saluti della città di San Daniele, approfitto anche della presenza del collega sindaco di Ragogna, Alma Conci, per portare il saluto di quella che è la comunità collinare. Noi siamo in un comfort, entrambi extracomune, ma ci sentiamo a casa, perché questo territorio collinare ormai è molto affiatato, e quindi essere dentro il confine di un comune piuttosto che in un altro all'interno di questo territorio vuol dire sempre essere a casa di famiglia. Quindi consideriamo di famiglia anche l'ambasciatore Zanni, essendo nativo di questa Fagagna, di questa comunità collinare. Che dire della friulanità nel mondo? Voi vi siete posti l'obiettivo di raccontare quelle che sono le eccellenze friulane del mondo, ed è un obiettivo che noi come sindaci di questo territorio riconosciamo molto, e dobbiamo anche dire che forse noi friulani siamo o troppo timidi o forse semplicemente un po' troppo modesti, e troppo spesso non ci soffermiamo su quelle che sono le nostre eccellenze. Abbiamo delle eccellenze rappresentate da persone come l'ambasciatore Zanni, avete citato già alcuni ospiti che vedremo o ascolteremo nelle prossime serate, quindi altre eccellenze fatte da persone che testimoniano con il loro lavoro le qualità friulane nel mondo. Poi ci sono anche dei prodotti dell'enogastronomia o dei prodotti della cultura, e San Daniele chiaramente la fa da padrone in questo senso, ad esempio con il patrimonio che noi conserviamo in Guarnegliane, che è una testimonianza di qualche cosa che proprio la nostra gente ha saputo guadagnarsi e poi anche conservare nel tempo. In quest'ottica abbiamo portato il Dante guarnigliano sull'Amerigo Vespucci, quindi un ambasciatore dell'Italia nei mari del mondo. Prossimamente sarò a Toronto per portare anche qui il Dante nell'ambito della settimana della lingua italiana nel mondo, e quindi è giusto che ognuno di noi, ciascuno di noi, nella propria attività lavorativa, nella propria attività culturale o anche attraverso i propri hobby debba essere testimone di quello che siamo, fuori dal paese nativo, fuori dalla propria residenza, fuori anche dalla regione, per andare anche fuori dall'Italia. Che altro dirvi? Farvi i complimenti per queste iniziative, e ovviamente mi fermerò ad ascoltare con molta attenzione quello che ci racconterà l'ambasciatore Zanni, anche perché parlare di geopolitica e sviluppo in un momento storico nel quale il mondo sta cambiando in maniera molto veloce, sia per quanto riguarda le questioni pandemiche, ma anche per tutta una serie di altre questioni che possono riguardare gli approvvigionamenti di materie prime, quindi nuove contrapposizioni, nuove necessità di varie zone del mondo, e quindi anche nuovi predomini probabilmente. Quindi grazie dell'invito e ascoltiamo l'ambasciatore Zanni. Buona serata a tutti. Grazie Sindaco. Adesso tocca al relatore a condurre la serata. C'è l'amico Gabriele che ho visto un sacco di appunti, sono molto preoccupato. No, abbiamo già dipanato la matassa. Bene, allora se è dipanata possiamo cominciare. No, io penso che dopo anche la chiacchierata che abbiamo fatto domenica scorsa e l'abboccamento di prima, io penso che noi dovremmo tenere, Lamberto dice togliamoci del tu,
teniamo rigorosamente quello che era l'argomento della serata, cioè dalla geopolitica allo sviluppo sostenibile, riflessioni in prima persona. Per cui chiaramente il protagonista è l'ambasciatore, io vi faccio solo due brevi, vi do due spunti per capire innanzitutto cos'è l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. In realtà questa, dopo ci spiegherà Lamberto cosa fa, ma in realtà tante volte confondiamo tutte queste sigle che ci sono nel mondo. In realtà l'OSCE è la più grande organizzazione di sicurezza regionale del mondo. Quello che fa principalmente è lavorare, correggimi ovviamente se sbaglio, per quelle che sono il rispetto delle regole del gioco, della stabilità e soprattutto quello di favorire il dialogo. Uno degli argomenti che cercheremo di sviluppare questa serata è il pericoloso ritorno della geopolitica. Prima dicevo a Lamberto, cioè quando domenica avevamo parlato di come sviluppare la serata, mi è venuta in mente una frase di questo libro di Harari, che è uno scrittore molto seguito ultimamente, che in 10 righe secondo me può introdurci questa serie di riflessioni, diciamo così, a ruota libera. E lui dice: siamo in mezzo a due fuochi, l'umanità costituisce una civiltà unica e problemi come la guerra nucleare, il collasso ecologico e la rivoluzione tecnologica possono essere risolti solo a livello globale. Questa collisione tra problemi globali e identità locali è evidente nella crisi che affligge oggi il più grande esperimento multiculturale del mondo, che è l'Unione Europea. Costruita sulla promessa di valori liberali universali, l'Unione Europea vacilla sull'orlo della disintegrazione a causa di questioni che saranno stasera sul tavolo, come l'integrazione e soprattutto l'immigrazione. Ecco, fatta questa brevissima premessa, a me piacerebbe, Lamberto, se è possibile, a questo inizio dire esattamente quali sono i compiti, no? Oltre ad aver detto che ci sono 57 stati partecipanti, forse c'è anche una slide online che la puoi far vedere, stati in gran parte europei, ma anche stati che partecipano extraeuropei, per cui una dimensione sovranazionale della struttura. Ecco, che cosa materialmente l'OSCE si impegna ogni giorno ormai a fare, è per te ormai da più di qualche decennio. Ecco, l'OSCE, buonasera a tutti. Intanto grazie a Giorgio per il cortese invito, grazie a tutti voi per aver preso il tempo di partecipare questa sera a questa chiacchierata. Partiamo dall'OSCE. Forse dovrei partire in realtà da una postilla a quello che diceva Giorgio, che ha cortesemente presentato il mio curriculum. Una cosa che forse non è risultata evidente: io sono un diplomatico italiano, lo ero perché adesso sono in pensione da un paio d'anni, ma continuo ancora, sono ancora attivo come funzionario internazionale. Verso metà carriera ho fatto una scelta strana, considerata strana da alcuni colleghi, che è stata quella di, invece di continuare a fare la spola tra ambasciate all'estero e ministero, ho detto: perché non mi lancio verso il mondo del multilaterale, delle organizzazioni internazionali. E ho dovuto fare un concorso per entrare alla NATO, si era aperto un posto alla NATO, concorso che ho superato, sono entrato e sono diventato a ogni effetto funzionario NATO, pur rimanendo un diplomatico italiano che ho messo fuori il ruolo per quel periodo, poi sono rientrato nel sistema italiano. Però quello mi ha dato lo slancio per svolgere una serie di altre funzioni internazionali, per cui mi sono trovato ad avere una carriera internazionale che a un certo punto era più avanzata, come sottosegretario dell'ONU, segretario generale dell'OSCE, era più avanzata addirittura di quella italiana, che rincorreva, il Ministero continuava a promuovermi perché non potevano promuovermi a quel punto, eccetera. E quindi ho fatto poche funzioni negli ultimi 30 anni, poche funzioni di diplomatico nazionale. Ho fatto per esempio il coordinatore dell'Unione Europea, ho lavorato all'ufficio del segretario generale del Ministero verso la parte finale, eccetera. Però ho avuto questi incarichi che sono interessanti
e ho avuto attraverso quelli una prospettiva di osservazione ma anche di interazione con protagonisti della politica internazionale che secondo me non avrei avuto come diplomatico italiano. E questo mi ha dato l'opportunità anche di fare delle riflessioni, delle cose che in parte poi discuteremo stasera, e poi ci sarà immagino anche l'opportunità di dialogare un pochino, di approfondire i temi che possono interessare a voi. Gli ultimi miei incarichi sono stati nel seno dell'OSCE. L'OSCE, come diceva Gabriele, è un'organizzazione purtroppo poco conosciuta, dovrebbe forse meriterebbe un pochino più di attenzione. È un'organizzazione che nasce dalla CSCE, che era un processo, era una conferenza sulla sicurezza tra Est e Ovest, tra NATO e Patto di Varsavia durante la Guerra Fredda. Successivamente alla Guerra Fredda l'OSCE si è sviluppata in una vera e propria organizzazione sempre di sicurezza, promuovendo sicurezza in tre aree ampie. Una è quella del settore politico-militare, quindi accordi di disarmo. Io ho presieduto un negoziato di disarmo per un paio d'anni io stesso sulle forze convenzionali. La seconda area è quella economico-ambientale, che adesso si sta sviluppando moltissimo, soprattutto sul volet ambientale, e la terza è quella dei diritti umani e delle libertà fondamentali, perché si considera che un paese dove i diritti umani sono rispettati è un paese che ha una società stabile e quindi contribuisce non solo ad essere stabile il paese, ma contribuisce alla stabilità regionale. Il metodo fondamentale del lavoro è quello del dialogo. Il dialogo è l'elemento, per venire adesso alla geopolitica, è l'elemento che è entrato in crisi. Nell'OSCE ormai non si dialoga più, la vedo un pochino più dall'esterno adesso nelle mie nuove funzioni, ma vedo che ci sono accuse reciproche, scambi violenti, scambi anche attacchi personali tra rappresentanti di paesi che sono capi delle delegazioni, ambasciatori, eccetera, anche all'interno che si insultano, sì, sul Nagorno-Karabakh, ho visto delle cose veramente. Torniamo alla scarpa sbattuta. Ucraina, Russia, siamo a quei livelli. Siamo tornati in un'atmosfera di guerra fredda. Allora, come mai e da dove vengono queste cose? Su questo volevo presentare un po' una riflessione che facevo nella prima fase di questo mio periodo internazionale, quando stavo alla NATO, dove all'inizio degli anni 90, caduto il muro di Berlino, eccetera, anche alla NATO si è detto si apre una nuova fase. Tra l'altro io ero entrato nel 91 alla NATO e ho passato un momento interessantissimo. C'è stato a dicembre del 91 la prima riunione di un nuovo organismo che era stato creato dai paesi della NATO, che era la NATO, cioè il Consiglio Atlantico, era il Consiglio di Cooperazione Atlantica, e hanno invitato alla riunione inaugurale i ministri degli esteri di tutti i paesi ex nemici, di tutti i paesi del Patto di Varsavia, dell'ex Patto di Varsavia, che a quel punto anche era scomparso. E quindi siamo entrati, tra l'altro, in questa stanza all'interno degli headquarters della NATO, dove occorrevano 3 livelli di sicurezza. All'improvviso c'erano i russi, c'erano gli ungheresi, i polacchi, eccetera, che ancora si guardavano con... guardavano un po' incagliati. Loro bisognerebbe chiedere a loro come guardavano noi, ma certamente noi guardavamo a loro come degli strani personaggi, perché fino a poco prima era contro di loro. E quindi c'è stata questa riunione con questi ministri in questa grande sala della NATO, con il segretario generale e con poche persone del segretariato, e io avevo avuto la fortuna di essere uno di quelli. E nel corso di questa riunione, dove si delineava un piano di cooperazione, un piano d'azione comune, a un certo punto l'ambasciatore russo, perché i russi hanno mandato un ambasciatore che poi è diventato viceministro, ma non hanno mandato il ministro degli esteri, è stato chiamato fuori dalla stanza, rientra dopo una decina di minuti, chiede immediatamente la parola e dice: sono appena stato al telefono col presidente Yeltsin, che mi ha pregato di comunicare quanto segue, e legge una cosa che gli ha dettato Yeltsin al telefono, e dice: l'Unione Sovietica cesserà di esistere il 31 dicembre di quest'anno. Era il 19 dicembre, quindi per questa ragione noi non possiamo associarci a nome dei cosi, perché ci saranno dei paesi successori che poi dovranno decidere loro stessi sulle relazioni, eccetera, con la NATO. E questo era in diretta veramente vedere un po' la fine della guerra fredda, del dissolvimento dell'Unione Sovietica, eccetera. A quel punto si è aperto un dibattito. Intanto sono aperte tutta una serie di attività nella NATO sul problema dello smantellamento dell'arsenale nucleare sovietico in paesi diversi dalla Russia, e quindi ci sono stati
ci sono state delle iniziative molto articolate, molto complesse, con aiuti occidentali, soprattutto americani. Ma poi si è aperto tutto il problema nel settore che seguivo io, che era quello diciamo convenzionale, c'era il problema della successione dell'Armata Rossa, quindi gli armamenti, le truppe, chi prendeva cosa, e se la dovevano dividere tra loro, e c'erano gli accordi di disarmo che dovevano venire aggiustati per riflettere il nuovo equilibrio militare complessivo. Ma il discorso più importante era quello di come ci rapportiamo adesso con questo nuovo gruppo di stati, non solo i successori dell'Unione Sovietica, anche quelli dell'Europa orientale. E c'era chi diceva all'epoca che la cosa più ovvia sarebbe stata quella di trovare un accordo con la Russia, prima di tutto. Cioè ci vuole un nuovo equilibrio, un nuovo patto tra NATO e Russia. I russi a quel punto, Yeltsin e alcuni dei suoi ministri degli esteri eccetera, cominciavano a dire che erano interessati a considerare ipotesi di associazione alla NATO, addirittura di adesione alla NATO, di partecipazione alla NATO, ovviamente a condizioni che dovevano venire discusse, perché a questo punto non sarà più forse un'alleanza difensiva perché siamo tutti parte dello stesso gruppo e quindi dobbiamo vedere un pochino come costruire la nostra sicurezza in maniera più cooperativa, in maniera più congiunta, più complessiva. E questo discorso, il momento, l'apice di questo dibattito fu in un intervento che il ministro degli esteri Kozyrev fece in una ministeriale a Helsinki, se non sbaglio, perché si aprivano anche le partnerships, dove fece un intervento durissimo accusando l'Occidente di ogni sorta e dicendo c'è ancora aggressione, la Russia risponderà, eccetera, eccetera. Lasciando tutti i ministri di stucco, dice com'è che questo prima ci parla di associazione, di cose, e poi fa un intervento così duro. E dopo un quarto d'ora Kozyrev richiede la parola e fa un secondo intervento, ma in apertura del secondo intervento dice: quello che avete sentito un quarto d'ora fa è quello che sentirete se l'operazione di portare avanti una cosa di cooperazione fallisce. In realtà, come vediamo le cose, e a quel punto invece ha fatto un secondo intervento molto più costruttivo, eccetera. Il dibattito all'interno della NATO è stato un dibattito che sono stati degli studi, gli americani hanno mandato anche dei consulenti del RAND che hanno fatto le pubblicazioni, dibattiti pubblici eccetera. Alla fine ha prevalso, gli americani si stavano riposizionando loro stessi, un pochino ripensando il ruolo degli Stati Uniti in un mondo che loro vedevano unipolare, certo. E quindi dice abbiamo una responsabilità globale e sempre di più abbiamo visto emergere questo discorso sul ruolo della promozione dello strumento democratico come strumento, quindi la democrazia, i diritti umani eccetera, come strumento di stabilità. E quindi anche queste iniziative poi di regime change facevano sempre capo a questa teoria, a questa politica. Dobbiamo aprire, dobbiamo evitare, le dittature sono instabili per definizione, dobbiamo promuovere il metodo democratico come metodo di pace, di stabilità eccetera. E la logica conseguenza di questo è: la Russia è troppo complicata, quindi ci arriveremo alla fine. Cominciamo ad allargare l'alleanza prendendo i paesi che sono più pronti, e quindi dove si è partiti con Polonia, Cecoslovacchia che nel frattempo si era divisa tra Repubblica Ceca e Slovacchia, Ungheria e poi piano piano gli altri. Però più la NATO si espandeva in questa direzione, più il rapporto con la Russia si è complicato, perché la Russia ha visto questi passi successivi di ampliamento dell'alleanza atlantica verso il territorio russo come un gesto minaccioso. A un certo punto si è resi conto di questo e la NATO ha fatto un patto con la Russia, un accordo con la Russia, cioè una carta che è un documento che però i russi hanno considerato di valore molto relativo, che non compensava in realtà i fatti sul terreno. E quindi questo è andato avanti, diciamo, per un decennio. C'è sempre stato da parte della NATO, come dire, ci sono stati messaggi pacificatori verso la Russia, ma non i gesti. Le crisi che non ci si attendeva in realtà nei Balcani prima e poi i vari posti anche nello spazio russo, ci sono conflitti
menzionato prima il Nagorno-Karabakh, Certo. la Transnistria, oggi l'Ucraina, la Crimea, il Donbass, che tra l'altro il problema della Crimea e dell'Ucraina è molto legato a questo discorso della Russia, Certo. perché quando in Ucraina c'è stato il cambiamento di regime che Mosca ha interpretato come qualcosa spinto dall'Occidente Certo. ancora una volta, e in Ucraina si cominciava a parlare di adesione all'Unione Europea e soprattutto di adesione alla NATO, i russi si sono immediatamente allarmati. In Crimea c'era la loro più grossa base navale e quindi quella sicuramente è stata una delle considerazioni che ha portato alla rioccupazione della Crimea. E poi c'è un discorso molto più complesso, forse vale la pena dire due parole su questo, che è quello delle frontiere, perché c'è stato anche, con tutti questi cambiamenti, l'abbiamo visto nell'ex Jugoslavia, c'è stato anche il problema delle frontiere. Si crea un nuovo Stato, le frontiere quali sono? Le frontiere amministrative preesistenti, ma quelle frontiere amministrative erano state definite con criteri molto diversi, non erano mai state intese come frontiere destinate a diventare delle frontiere internazionali e quindi erano linee dove la popolazione si spostava, non si guardavano i confini etnici, in alcuni casi si spostavano. Quando ero in Kosovo, per esempio, il nord del Kosovo, ci sono 3 o 4 municipalità quasi interamente serbe. Quando ero in Kosovo mi raccontavano che Tito negli anni 60, credo, aveva spostato delle municipalità intere della Serbia centrale e le aveva riassegnate al Kosovo perché era preoccupato per le tendenze demografiche in Kosovo, dove il numero di albanesi continuava a crescere. Allora dice: ci aggiungiamo un po' di serbi, cambiamo le linee, eccetera. Quando il Kosovo si è dichiarato indipendente, quei serbi sono rimasti in Kosovo e non ci volevano stare. Noi non c'entriamo niente, vogliamo riuscire. E quella è stata una grossa componente anche nella guerra civile ed è ancora uno dei grossi problemi da gestire in questo. Lo stesso la Crimea, che Khrushchev aveva riassegnato, che era Russia, aveva riassegnata all'Ucraina anche lì negli anni 60. I russi adesso dicono: ma è sempre stata russa, se riprendiamo, poi sono loro che vogliono venire da noi. E il Donbass ugualmente, ma ovviamente queste crisi poi vengono adesso utilizzate dalla Russia per tenere sotto pressione l'Ucraina, per minacciare l'Ucraina. Se voi esagerate, guardate che perdete non solo questi ma forse anche altri territori e questi problemi non vanno via. Certo. Quindi questo mostra la complessità di questi e purtroppo andando avanti si sono moltiplicate, c'è stato un effetto di moltiplicazione, sono moltiplicate gli elementi di crisi in questa relazione. La NATO ha deciso di mettere delle difese antimissile in Polonia, in Romania, che sono state viste dai russi come un sistema per come dire, diminuire l'efficacia della loro e poi tutta l'erosione del sistema internazionale di non proliferazione e di disarmo. L'accordo sulle forze nucleari intermedie, ricorderete Comiso, lo smantellamento delle basi negli anni, gli anni 80, Certo. Anzi in quello ero stato coinvolto quando ero nel Ministero degli Esteri. E quell'accordo, che era un accordo importante perché eliminava una categoria intera di armi che per gli europei sono molto destabilizzanti, perché questi missili cruise con questa portata intermedia sono missili che una volta attivati danno pochissimo tempo, cioè il preavviso è minimo, e quindi pochissimo tempo per intervenire e cercare di dire: ma che stai succedendo? Sta mandando un missile, guarda che c'è stato un'incomprensione, non è in realtà una situazione tale da richiedere un attacco nucleare o una cosa del genere. Per gli americani è meno importante perché ovviamente loro sono lontani, ma per noi europei invece è importante e gli americani hanno unilateralmente deciso di ritirarsi perché ci sono delle violazioni russe. Queste violazioni in realtà sono determinate dagli avanzamenti tecnologici, ci sono adesso sistemi d'arma che possono avere funzioni diverse e quindi le categorie non sono più le stesse, eccetera. Quindi si sarebbe dovuto rinegoziare tutto e invece è stato cancellato in una fase in cui gli americani volevano togliersi, liberarsi di vincoli di questo tipo. Quindi l'atmosfera che si è progressivamente creata è un'atmosfera pessima, molto, molto pericolosa. Per la prima volta abbiamo un grosso conflitto in Europa, perché questo in Ucraina, per quanto dimenticato, è un conflitto di proporzioni notevolissime.
E l'OSCE è un po' al centro di questo, e su questo ecco, vi do un elemento ulteriore per capire l'OSCE rispetto per esempio all'Unione Europea. Quando si è aperto il conflitto in Ucraina, io ero segretario generale, ero stato coinvolto in tutto questo fino al collo, e ne parlavo con Bruxelles, e a Bruxelles mi hanno detto state fuori di queste cose perché noi lavoravamo con l'Ucraina sulla questione della cessione, adesso la stiamo aiutando a riprendersi dopo le cose, non ci sono problemi di instabilità nel territorio, questo era prima di Crimea e Donbass, quindi seguiamo noi, assistiamo noi l'Ucraina. E io andavo in giro dicendo, guardate, ho fatto un'intervista alla BBC in quel periodo, dicendo c'è un problema di instabilità regionale in Ucraina, perché l'Ucraina è anche divisa internamente, no? la parte russofone più fedeli al presidente che era stato estromesso, eccetera. E quindi bisogna fare attenzione e non ignorare il problema della coesione sociale nel paese e politica nel paese, bisogna lavorare per cercare di rimetterlo insieme. E l'Unione Europea secondo me non l'ha capita bene questa cosa e fino all'ultimo hanno cercato di rimanere loro. Quando il conflitto si è aperto è stata la prima la NATO a mandare un'ispezione dei militari verso il Donbass per vedere cosa facevano questi insorti, cioè i filorussi, e gli insorti filorussi hanno catturato l'autobus, hanno preso come ostaggi 50 ufficiali della NATO di paesi, non della NATO come istituzione, ma tedeschi, non so se c'erano italiani, ma se ne sono tenuti una settimana, tanto che abbiamo dovuto intervenire noi a negoziare perché attraverso i russi riuscivamo a parlare con i ribelli e siamo riusciti ad aiutare a liberarli. Dopodiché si è cominciato a parlare di missione internazionale di pace e l'unica organizzazione che riusciva ad avere traction, a funzionare, a parlare con tutti era proprio l'OSCE. Infatti c'è stato in quel periodo un giorno in cui ho fatto colazione a Mosca, prima colazione, breakfast a Mosca, pranzo a Berlino e cena a Londra, lo stesso giorno. Giravo come un pazzo per cercare di mettere assieme gli elementi per un'operazione che poi si è materializzata. I russi erano contrari inizialmente e poi gli ho spiegato, guardate che noi prenderemo anche truppe russe, cioè non truppe russe, osservatori russi, sono dei monitor civili, ce ne sono più di 1 migliaio adesso, che ogni giorno fanno dei rapporti, c'è una presenza internazionale nella crisi. E questa è la capacità dell'OSCE, perché è inclusiva, rappresenta ed è anche più rispettata dalle varie controparti e riusciamo a dialogare con tutti, perché la cosa, quindi non siamo portatori, a differenza dell'Unione Europea e della NATO che hanno portatori di interessi, che hanno un gruppo di stakeholders che sono più o meno o che vorrebbero essere omogenei, poi in realtà quando ci riescano a restare a vedere. L'OSCE invece è il contrario. Mettiamo dentro e abbiamo attorno al tavolo paesi che hanno agende completamente diverse, prospettive completamente diverse, li forziamo a dialogare per risolvere, perlomeno riconoscere e cercare di risolvere i problemi che esistono. Questo, come dicevo, questo metodo funziona sempre di meno purtroppo, perché questo dialogo, in un mondo che è sempre più polarizzato, questo dialogo adesso si sta fermando e c'è una mancanza di leadership. Adesso lavoro, l'ultima cosa che non è riflessa nel manifesto, lavoro con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, perché l'OSCE è anche uno strumento parlamentare, un po' tipo il Parlamento europeo ma più in piccolo, e stiamo usando i parlamenti per cercare di far ripartire. Sì, perché la Russia, per capirci, è dentro l'OSCE, sì, cioè la Russia riconosce l'OSCE, cioè uno degli stati di cui... Sì, infatti. E questa è proprio una differenza fondamentale, certo. perché riusciamo però all'interno dell'OSCE c'è il gruppo NATO, il gruppo Unione Europea, che quando tutti i parlamenti, non è che non ci siano i gruppi, ovviamente. E quindi cerchiamo di usare queste cose per far ripartire. Tutto questo diventa particolarmente preoccupante nel momento in cui, e questa poi la seconda, ma ti ripasso la parola, certo, la seconda serie di considerazioni, quando ci troviamo davanti, e questo è stato poi il cambiamento col cambio di secolo, quando le sfide non sono più sfide di tipo geopolitico, il conflitto nella Transnistria o in Bosnia o quello che è, ma le sfide diventano sfide globali. Affrontiamo il terrorismo, cyber security, i cambiamenti climatici e l'emergenza climatica, le migrazioni, la pandemia, tutta una lista. Per tutte queste cose occorrono delle strategie invece, prima di tutto condivise,
molto ampie che vadano ad affrontare anche le cause di questi problemi, perché molto spesso quello che noi vediamo è che ci si limita a discutere degli effetti, della cosa visibile, di quello che succede oggi, i migranti, cosa facciamo di quella nave, di quelli che arrivano, ma il problema delle migrazioni da dove viene? E questi sono discorsi che bisogna fare tutti assieme. Non c'è un paese, per quanto importante la Russia o gli Stati Uniti, cioè quello che possono fare individualmente anche sui cambiamenti climatici non basta. Devono esserci delle coalizioni, devono esserci accordi internazionali, il sistema multilaterale deve venire riattivato per mobilitare la comunità internazionale nel suo insieme ad affrontare queste cose. Anche perché un'altra cosa che ho notato è che io lungi dall'essere un detrattore del metodo democratico, ci mancherebbe altro, però quello che vedo parlando e dialogando con i parlamentari è che la preoccupazione tipica e l'attenzione di qualunque politico o della grande maggioranza dei politici è quella del tempo tra ora e le prossime elezioni, quindi cosa vogliono i miei elettori, quali sono le preoccupazioni, come venire loro incontro. Ma per questi temi, per affrontare il cambiamento climatico per esempio, a meno che uno non sia un parlamentare verde, allora si può lanciare su un'agenda molto... Certo. Ma altrimenti le misure che sono necessarie sono misure impopolari, che rischiano di non farlo eleggere alla prossima elezione se lui comincia a tagliare, non a dare più in macchina, no? E quindi deve cercare di moderare queste cose, eccetera. E la sola possibilità di avere delle politiche efficaci di lungo termine è quella di buttarsi in multilaterale e dire ma questo è quello che vogliono tutti. Certo. Quindi dobbiamo tutti, questo è l'obiettivo comune della globalità e quindi su questo dobbiamo anche noi sforzarci di entrare, quindi dare un po' di copertura per evitare. Lamberto, senti, io voglio chiederti una cosa. La prima, rimanendo sulla riflessione che stai facendo tu, no? Cioè tu stavi dicendo prima, in realtà quello che servirebbe un metodo cooperativo in cui tutti hanno una visione possibilmente comune, eccetera. Allora, in questo momento, il fatto che tu abbia, a parte la tua visione, no? Se è una visione comunque positiva o se hai, diciamo così, dubbi che possa effettivamente deteriorarsi ulteriormente il clima. La seconda osservazione è anche in funzione di questo accordo che ci ha tenuto banco negli ultimi giorni, no? Questo accordo AUKUS in cui l'Australia insieme agli Stati Uniti e all'Inghilterra hanno una sorta di legame che isola, se vogliamo, la Cina. Questo destabilizza ulteriormente o possiamo ridurlo effettivamente a un mero accordo commerciale per fornire sottomarini come qualcuno lo vuole presentare? E in seconda battuta, quello che tu dicevi dei tempi, cioè quanto svantaggio abbiamo noi occidentali in genere rispetto per esempio ai cinesi che possono effettivamente ragionare su tempi molto lunghi, non hanno bisogno di quello che tu dicevi, l'accattonaggio elettorale, quello non serve a loro. Quanto ci mette in una situazione subalterna rispetto a una struttura del genere? Fermo restando che e mi pare molto importante capire se la visione che hai è più di preoccupazione o di una prospettiva positiva. Devo ammettere che purtroppo è la preoccupazione che prevale. Questo accordo AUKUS, direi, apre una serie di fronti di discussione. Il primo è la Cina, perché indubbiamente ci sono preoccupazioni per le politiche che Pechino porta avanti nella regione, il Mar Cinese meridionale, Taiwan, l'influenza commerciale cinese, ma anche le implicazioni tecnologiche e di sicurezza, poi basta pensare al 5G, come si chiama? 5G, ma basta pensare ai semiconduttori, Taiwan è ovvio che è lo scrigno, no? E questo accordo non è uscito così all'improvviso, in realtà c'erano già tutta una serie di segnali, ma anche di accordi bilaterali degli Stati Uniti con paesi della regione, inclusa l'India. Certo, c'è un altro accordo che è il famoso Quad, che tiene conto anche del Giappone, esatto, e che comunque se tu li guardi geograficamente, Giorgio, se puoi mandare le 2 slide,
fanno proprio una sorta di cortina dove all'interno è... Infatti si parla è chiusa la Cina, per capirci. di minilateralismo, Sì, certo. come opposto al multilateralismo, perché serie di cose che poi si incastrano, Certo. eccetera. Quindi uno dei problemi è effettivamente come gestire la Cina e come impostare le relazioni, e lì c'è anche una componente, ce ne sono varie, di politica, di influenza generale, commerciale ed economica, ovviamente. Il secondo elemento è quello che riguarda l'Unione Europea. È interessante che, come nel caso dell'Afghanistan, anche nel caso di questo, gli Stati Uniti, che sono il nostro grande alleato, eccetera, sono andati avanti guardando i loro interessi, testa bassa, e senza guardare tanto in faccia a nessun altro. E questo ha creato ovviamente ripercussioni, in Francia prima di tutto, perché, e direi che credo che le considerazioni economiche sul contratto abbiano comunque svolto un ruolo, perché è una cosa estremamente significativa. Quindi i francesi credo hanno fatto, si sono fatti sentire su questo. Ma il problema fondamentale che sollevi tu è il terzo. È quello del metodo democratico, l'efficacia del metodo democratico nell'affrontare queste. C'è chi comincia a parlare di fine della democrazia, tramonto della democrazia, perché a fronte di problemi di questo tipo, paesi che hanno come dire, sistemi di governo diversi sembrano essere più manovrabili, no? E quindi poter reagire meglio, impostare. Detto questo, rimangono problemi serissimi, perché uno guarda la Cina, uno vede la capacità del paese di andare avanti e di decidere una sua strategia senza essere troppo frenato dall'opinione pubblica e tutto questo, ma senza anche però avere nessun tipo di, come dire, di freno sulla strategia. No, prima il sindaco diceva una cosa corretta, no? Quando diceva siamo in un momento di cambiamenti epocali, no? Per cui si sta cambiando con una velocità assurda, servono degli strumenti che devono adeguarsi con una velocità assurda. Tu prima l'hai sottolineato, non che io non sia democratico, però chi ha un potere e può agire tramite quel potere in maniera molto più diretta, inevitabilmente in questi momenti di grandi cambiamenti è favorito. Questo è implicito. Ti faccio un esempio, per esempio sulla lotta al terrorismo, e certe volte noi seguiamo le regole del gioco e mettiamo terroristi o sospetti terroristi in prigione, dopo un po' li lasciamo fuori, quelli escono e ammazzano qualcun altro il giorno dopo. E allora come si reagisce? Gli Stati Uniti hanno avuto una risposta atipica a questo, hanno creato Guantanamo, hanno creato progetti speciali, hanno questi attacchi con i droni, lo spettacolo sull'uccisione di Bin Laden. Sono cose che effettivamente sono molto, come dire, sono piuttosto lontane da questo metodo democratico di cui parliamo, no? Ma che anche gli Stati Uniti a un certo punto si sentono costretti a dover adottare misure di questo tipo, perché altrimenti non c'è nel nostro, come dire, nel sistema attuale, ma anche nella nostra cultura giuridica, umanitaria, umanitaria. Ci sono strumenti per poter intervenire in questo modo, e credo, e questo è un problema, direi, fondamentale, che non ha risposte al momento, e tanto che, come dico, alcuni cominciano a parlare di nuova fase dove la democrazia può venire, come dire, messa in questione per la sua incapacità di intervenire come dire, efficacemente su questioni che sono fondamentali per il nostro futuro. E questo è un dibattito che va seguito, che va sostenuto, bisogna riflettere un attimo, perché ovviamente è molto pericoloso. Dicevo dell'Unione Europea, gli Stati Uniti sono andati avanti. L'Unione Europea sta attraversando una fase di crisi, direi, senza precedenti. Di identità. È un problema di identità, la gestione delle migrazioni. Ma quello che vedo di più dalla mia prospettiva è che mentre la Commissione va avanti con le sue politiche, eccetera, più o meno popolari negli Stati membri, ma Brexit viene anche da lì, tra l'altro, la politica estera dell'Unione Europea è un disastro.
nei rapporti con la Russia, per esempio, se uno di voi si potesse mettersi nella come si chiama, la cabina di interpretazione in una di queste riunioni dove si parla di rapporti dell'Unione Europea con la Russia, uno sente parlare i paesi baltici, i polacchi, alcuni dei nordici e poi la Germania, la Francia, anche l'Italia, eccetera. Vedete, gli accenti sono estremamente diversi, però rimaniamo sempre al minimo comune denominatore, per cui da quella logica non si riesce a uscire, le sanzioni una volta introdotte non si possono più toccare, perché una volta che sei entrato nella logica delle sanzioni, se le togli vuol dire che hai perdonato la Russia per tutto quello che ha fatto, eccetera. E quindi nell'OSCE è interessante vedere, l'Unione Europea ha sviluppato una policy di intervento comune, quindi c'è il rappresentante delegato Unione Europea che interviene a nome ma devo dire fa sorridere questo, perché stanno ore chiusi in una stanza per concordare un intervento, lacrime e sangue. Alla fine esce questo dicendo praticamente niente, perché quello che riesce a tirare fuori sono solo... e uno gli fa una domanda e quello non può rispondere perché deve tornare nella stanza a chiedere agli altri che cosa posso dire alla risposta. La cosa più divertente, per darvi un aneddoto, una volta sono intervenuto io in uno di questi, questo era il foro politico militare, e i miei mi avevano preparato un discorso, l'ho guardato e non c'è niente di creativo qui, è troppo burocratico. Mi sono messo la sera, l'ho riscritto, abbastanza provocatorio, dicendo perché non facciamo questo, bisogna fare quello, eccetera. Allora mi presento e do questo intervento. Interviene l'americano, dice interessante questo, su quell'altro avrei delle riserve, il russo dice la cosa contraria, il turco, eccetera. Alla fine timidamente vedo quello dell'Unione Europea, gli danno la parola, interviene, io cerco di capire ma cosa sta dicendo, non ho commentato su nessuna delle mie cose. Poi alla fine mi sono reso conto, loro erano riusciti a farsi dare il testo dell'intervento che mi hanno preparato i miei, e hanno fatto nella stanza, ho fatto la risposta a quello, e erano totalmente non in grado di cambiare le cose e di aggiustarle in relazione a quello che dicevo io. Certo. Quindi metodi di lavoro, questo devo dire, piccolo episodio all'OSCE, ma dà l'idea di come sia macchinosa, e l'Unione Europea rimane ancora poi questa cosa che era più vistosa finché il Regno Unito era un membro, ma che rimane ancora con la Francia. La Francia è un membro permanente del Consiglio di sicurezza. A New York la Francia presenta posizioni francesi, si era parlato a Bruxelles di un seggio europeo, sì, di cambiare, ma che i francesi cedessero il loro seggio alla Francia, non se ne parla, all'Europa non se ne parla nemmeno. Quella è, la Francia si considera ancora una potenza vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, quindi ha ogni titolo e diritto. La Gran Bretagna lo vede allo stesso modo, ovviamente, di avere il diritto di veto al Consiglio di sicurezza, eccetera, e quello non viene ceduto a nessuno. Quindi la povera Unione Europea a New York, che è diciamo il più prestigioso, la sede più prestigiosa, ambito multilaterale, come dire, ha un ruolo molto modesto e certamente non sta come Unione Europea. È probabile che non abbia un'identità, come dicevamo prima. Ma c'è un problema di identità e sotto sappiamo cosa c'è, lo vediamo nei dibattiti sull'immigrazione e su tutte queste altre cose. Perché non troviamo trovare una quadra nemmeno lì, che dovrebbe essere anche, se vuoi, anche abbastanza semplice. Senti, torno sulla tua parola pessimismo, che chiaramente ci preoccupa, voglio dire, perché arriva da un punto di vista nobile, non come i nostri che magari sono periferici, no? Ma il pessimismo potrebbe, il tuo pessimismo vede anche un possibile scenario da guerra fredda che si ripresenta, diciamo, sotto altre latitudini? Ma io credo che gli scenari siano più complessi di quelli della guerra fredda. Cioè di una semplice contrapposizione. Il grande problema che abbiamo adesso è la complessità delle sfide e la grande diversità delle sfide che abbiamo davanti. Cominciare da quello del cambiamento climatico. Certo. Le migrazioni, il dibattito sulle migrazioni è un dibattito che riflette molti dei problemi che vengono da altre cose. Le migrazioni sono legate ai conflitti, lo vediamo con l'Afghanistan per esempio, e quindi abbiamo il migrante che scappa da una situazione di pericolo, da una situazione di violazione dei diritti umani, eccetera.
Abbiamo migrazioni che sono legate al clima, cambiamenti climatici, desertificazione, eccetera, la gente non riesce più a vivere dove sta e quindi si sposta altrove. Migrazioni determinate da differenziali economici. La gente ormai, tutti hanno la televisione, il telefonino, il cosa, vedono come si vive in Germania e dice perché devo continuare a vivere qui quando potrei avere una Mercedes o insomma, comunque avere... E allora c'è anche questo tipo di incentivo dello spostamento. Ci sono migrazioni poi spinte o alimentate dai circuiti di traffico degli esseri umani che sappiamo che rendono ormai quasi più di quello del traffico della droga. E quindi anche lì c'è una forte spinta, sentivo dialogando di questo con rappresentanti dell'Unione Africana per esempio, dicevano ci sono reclutatori che vanno in giro negoziano il costo del coso e convincono la gente a spostarci, quindi c'è un push effect, come si dice in inglese, un effetto di spinta. Ma il problema fondamentale è quello di cui nessuno parla, e nessuno ne parla per tutta una serie di ragioni, ed è il fattore demografico. Se noi guardiamo ai grandi numeri, quando sono nato io eravamo in 2 miliardi sulla Terra, adesso siamo quanti? 7. Nell'arco della mia vita. Non è sostenibile questo tipo di crescita, assolutamente non è sostenibile. Una città come il Cairo o Lagos ha lo stesso numero di abitanti in tutta l'Italia meridionale. I numeri fanno paura e i tassi di crescita fanno paura. E le risorse sono sempre quelle in diminuzione, adesso cominciamo a vedere che cominciano a aumentare i prezzi, il gas, eccetera. Questo è solo l'inizio, sarà molto, molto peggio, non dico domani, ma andando avanti in futuro per i nostri figli, eccetera, la situazione sarà molto Sì, molto tu più, fra l'altro molto più penso in un'intervista che hai rilasciato, tu dicevi testualmente quello che ci attende al di là della linea dell'orizzonte è uno tsunami demografico dal quale potrebbe essere difficile difendersi e che a un certo punto ci metterà nella necessità di cominciare a trattare, cioè di metterci tutti sullo stesso piano. Cioè la tua ipotesi è quella di vedere un OSCE che si allarga anche ad altre strutture? Non è l'OSCE che si può occupare di questo, in realtà non c'è un foro che si occupa di questo. Come dicevo, nessuno ne vuole parlare, per una serie di ragioni. I numeri sono potenza, la logica della crescita economica continua ad essere la logica delle nostre società, del nostro sistema. E quindi finché si parla in termini di crescita, di sviluppo, eccetera, non ci sarà bisogno di manodopera in più. Lo vediamo anche in Italia, in fondo gli industriali sono quelli che sono come dire, più interessati ad avere una certa migrazione perché la manodopera ha un buon prezzo, eccetera. E quindi ci sono interessi diversi anche su questo, ma anche, sentivo anche il Presidente del Consiglio di recente diceva introduciamo misure per le famiglie più numerose, eccetera, quindi incoraggiare a un certo punto anche la crescita demografica. Però questo va contro tendenza rispetto a queste cose. E come si affronta un tema del genere, che solleva problemi etici, è quasi impossibile, ed è per questo che io devo dire sono preoccupato, perché non so bene, non vedo bene come si possa andare avanti, come si possa anche impostare un discorso su questo tema. Siamo in un mondo che tenderà a diventare sempre meno regolamentato e regolamentabile. Le società diventano molto più... Ecco, questo è un lavoro che facevo quando facevo l'alto commissario all'AIA. Le società diverse e la gestione della diversità nelle società, io lo facevo dal punto di vista delle minoranze, ma le cose che facevamo si applicano alle società nel loro complesso, perché ci sono discriminazioni, ma ci sono esclusioni. E per esempio abbiamo visto in vari paesi, forse anche qui in Italia, sacche di gruppi esclusi o che si autoescludono, che non si integrano, dove poi all'interno cominciano a svilupparsi elementi di radicalizzazione che possono portare al terrorismo, che poi vengono monitorati, ma che poi diventano degli obiettivi degli organi di sicurezza.
e questo è un segno di fallimento delle politiche di integrazione, perché questo non dovrebbe succedere. Se però i numeri dei migranti continuano a crescere, sarà sempre più difficile andare avanti con queste politiche equilibrate di integrazione, semplicemente per i numeri e per le risorse che sono. È una tua chiave di lettura del fenomeno, l'abbiamo vista, ma anche intanto una chiave per risolverlo. Intanto parlarne, è per questo che ne parlo liberamente. Bisogna che si cominci a prendere coscienza del fatto che anche questo è un problema. E sappiamo che ci sono grosse reticenze, prima di tutto la religione, e qualunque religione già crea un problema ad aprire questo tipo di dibattito. Però i numeri sono lì. Se noi guardiamo le curve, spostandoci, è sempre importante nella vita avere prospettive. Anche io quando affronto un problema cerco sempre di andare alle radici o di guardarlo da lontano prima di cominciare a mettere la lente di ingrandimento. C'era una lettura che ho fatto da ragazzino, quando a me piaceva la fantascienza, c'era Asimov, un famoso scrittore, che una volta si è divertito a dire dove siamo noi rispetto alla vita nella Terra. E dice, immaginiamo che la vita sia sorta a mezzanotte e un secondo al 1° gennaio. E dove succede tutto? E lui spiega come si sviluppano le cose, poi le glaciazioni, gli impatti, a un certo punto i dinosauri spariscono, c'è un'insegnata, eccetera, eccetera. Ma insomma, gli egiziani arrivano 5 secondi prima di mezzanotte, del 31 dicembre, e noi vediamo tutta l'evoluzione della vita umana su questo pianeta in questi ultimi, cioè la mia vita sono 3 decimi di secondo. Sì, certo. In 3 decimi di secondo la popolazione se uno comincia a fare un grafico ci si spaventa a vedere le tendenze, anche sul clima, i cambiamenti climatici, eccetera. Non è una questione ecco, tranne la cosa dei dinosauri, ma per il resto sono tutte delle curve che poi occupano millenni. Certo. E improvvisamente noi vediamo nell'arco di decenni il clima che sale di collo. E questo nessuno lo dice in realtà, ma anche qui non bisogna guardare solo i valori, bisogna guardare anche i tempi relativi. In quanto tempo c'è sulla e quindi le misure per contrastare il clima sono urgentissime, bisogna intervenire subito, altrimenti perdiamo controllo e usciamo da ogni parametro. Certo, senti, Quindi questo mi rende purtroppo preoccupato per i miei figli, per i miei nipoti, eccetera, cosa lasciamo indietro. Avevamo pensato così anche di buttare uno sguardo sull'Italia, no? Cioè, senza voler essere così cattedratici o cose del genere, però dire benissimo, abbiamo visto come l'Europa sta perdendo quella che era una sorta di leadership, se vogliamo, a livello planetario, no? Via via la comunità europea ha perso identità, ha perso ruolo, sicuramente gli scenari cambiano con la velocità della luce, nel senso che ci eravamo preoccupati perché la nave si era incagliata sullo stretto di Suez, però dopo bisogna capire che nello stretto di Malacca passano 50 volte di più mercantili e navi container, per cui in realtà noi siamo effettivamente un po' alla periferia del mondo. Ecco, in questo contesto può avere un ruolo l'Italia? Cioè io nei punti che avevamo discusso era questa era, tra virgolette, Draghi che si è aperta. Può essere una sorta di nuovo rinascimento, come qualcuno l'ha chiamato, anche per un ruolo che può assumere in Europa, nel senso che oggi come oggi l'Italia si presenta in Europa e diciamo ci danno del lei, mentre prima probabilmente non ci davano nemmeno del tu, forse grazie a te magari ci davano del lei, ma non certo per i politici che avevamo. Ma ecco, il fatto che stiamo assumendo un ruolo nuovo può dare all'Italia un ruolo, scusa la cacofonia, il gioco di parole, in cui effettivamente siamo da traino di quello che può essere uno scenario futuro dell'Europa. Intanto sull'Europa e la marginalizzazione dell'Europa ci andrei un po' cauto. L'Europa ha delle eccellenze culturalmente, scientificamente, siamo ancora una forza trainante. Purtroppo siamo divisi, la divisione ci indebolisce molto. Questo è il vero problema, il vero dramma dell'Europa.
L'Italia, Draghi, devo dire, poter avere un Presidente del Consiglio che ha quel tipo di profilo internazionale ci dà un grosso vantaggio. Quindi certamente l'abilità, perché le relazioni internazionali sono anche basate questo è qualcosa che ho visto tante volte, sono basate anche sul rapporto interpersonale. Sono convinto. E quindi questo è un elemento molto importante, e spesso le logiche politiche di partito che portano a certe scelte eccetera finiscono col danneggiare gli interessi del paese se non mettiamo la persona giusta al posto giusto. Draghi direi sicuramente la persona giusta in questa fase. Devo dire, mi infastidisce un po' il fatto che i politici di professione usano la definizione di tecnici per quelli che non vengono dalla politica perché non sono eletti, eccetera, ma spesso tecnico può voler dire uno che sa come si fanno le cose, e quindi direi che Draghi ha questa cosa, è conosciuto ed è uno che ha come dire, ogni possibilità di interagire bene. Detto questo, in Europa si è andato consolidando ormai per lungo periodo, si sono andati consolidando circuiti preferenziali e soprattutto il dialogo franco-tedesco resta al centro di tutta la costruzione europea. Che noi riusciamo, come dire, a presentarci come il terzo, anche Draghi, che poi Draghi quando era la banca centrale, i suoi rapporti con i tedeschi credo siano ancora rimasti un pochino complicati, perché l'hanno visto fare un po' di gioco di sponda anche per l'Italia, Draghi ci ha dato una mano anche da Francoforte, e i tedeschi l'hanno visto e certe volte avrebbero voluto vedere politiche monetarie diverse da Francoforte. Detto questo però certamente è una buona notizia. Il problema, l'altro problema che ha Draghi è che è comunque non dico mission impossible, ma è una missione molto difficile. Cioè adesso in Italia stiamo cominciando a riguardare all'Europa perché abbiamo bisogno dell'Europa, perché ci rendiamo conto che gli scenari dal punto di vista della gestione, della sostenibilità finanziaria del Paese, senza Europa noi non andiamo troppo lontano. E questo però è una considerazione che gli altri europei vedono bene, e il taxpayer tedesco non vuole, lo dice ai suoi politici, non vuole pagare le tasse per finanziare il debito italiano, e questa sarà il grosso problema di Draghi anche in termini di ruolo dell'Italia in Europa. C'è sempre questo sospetto, e purtroppo l'Italia è stata vista per un lungo tempo come la formica, un paese, la cicala, esattamente come la cicala, e quindi questo ci ha danneggiati. E poi abbiamo avuto un problema anche di credibilità. Credo che ormai queste cose siano declassificate perché sono passati molti anni, ma c'erano negli anni 70-80 c'erano dei circuiti ristretti di consultazione, c'era uno che si chiamava il Quint per esempio, occidentale, che aveva Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e l'Italia, dove anche nell'OSCE, nella CSC all'epoca, ci si riuniva e si parlava, prima di avere le riunioni con le NATO, eccetera, si parlava in questi gruppi. Alla fine degli anni 80 era De Michelis, se non sbaglio, il ministro degli esteri, è stato proprio cacciato, perché lui poi si divertiva a presentare scenari molto così accademici, eccetera, e proprio è stato cacciato da una riunione. Da quella volta siamo usciti e siamo restati fuori dal Quinto. Quindi adesso esistono circuiti di consultazione ristretti da cui l'Italia è esclusa. E quindi bisogna rimettersi dentro. Quello che abbiamo ovviamente è una rete di rapporti bilaterali con tutti questi paesi, però ci sono dei formati di consultazione ristretti dove si discutono delle cose, si concordano delle linee d'azione comuni, dove l'Italia non c'è, e quindi bisogna cercare prima di tutto di rientrare anche in questi. Senti, ma al di là della preoccupazione, dopo lascio le domande perché vedo che il Presidente che si sta muovendo non avevo allora mi parlavi di preoccupazioni, ma sai, serve un punto di appoggio per sollevare il mondo, no? Diceva qualcuno. Ecco, il punto di appoggio su cui il sistema potrebbe fare leva per risollevarsi, per
riguadagnare il tempo perduto, cercare quella che tu chiami la cooperazione, eccetera. Quale potrebbe essere? Beh, direi che non c'è tempo per creare, per inventarsi nuovi strumenti, per cui bisogna usare quelli che abbiamo. Vediamo le Nazioni Unite, per esempio, Guterres, che è un ottimo segretario generale, ha una visione molto chiara di quello che occorre fare, però da lì a convincere poi i paesi, i partners è un altro paio di maniche. C'è stato, per esempio, tornando sulla questione delle migrazioni, a un certo punto sono andato anch'io quando ero segretario generale, sono andato a New York e c'è stato a margine dell'Assemblea Generale un summit sulle migrazioni dove hanno lanciato 2 compact, come li hanno chiamati, su migranti e su rifugiati, per sviluppare, come dire, delle linee azioni comuni tra i paesi delle Nazioni Unite. Però è stato un disastro perché gli africani vedono la migrazione vista dall'Africa, è una cosa molto diversa dalla migrazione vista da noi. E quindi cercare di avere un piano d'azione comune che raggruppi tutti è difficilissimo. E quindi bisogna operare a diversi livelli, bisogna, secondo me, rafforzare tutti i fori di dialogo e di interazione che abbiamo e cercare di investire di più. Il problema che ho nell'OSCE, per esempio, o che vedo nell'OSCE, adesso non è più un problema diretto mio, e per il quale uso i parlamentari, è che c'è carenza di leadership e c'è carenza di investimento politico. Occorre cercare di riportare l'attenzione su queste cose. E uno dei modi è parlarne anche pubblicamente di più, cercare di avere anche la società civile che influenza un pochino, spinge anche i politici, i loro rappresentanti in fondo della società civile ad attivarsi di più su questi temi. Occorrono dei dibattiti e dei dibattiti più aperti. Purtroppo vedo anche come dire, incontri si possono vedere in televisione, eccetera, dove non escono chiaramente questi elementi. Sono più formali che sostanziali. Sono più formali che sostanziali, è sempre il tentativo di guadagnare il punto, eccetera. Ma quello che occorre è una visione forte e una comunicazione di questa visione forte. Abbiamo adesso, come dico, un Presidente del Consiglio che secondo me è perfettamente consapevole di tutti questi problemi e che nella misura del possibile cercherà di includerli nelle politiche che porta avanti. Però dovrebbe essere questo, è perché abbiamo in questo momento una persona che ha questo tipo di background. Sì, io penso che abbia anche fatto delle scelte oculate nei collaboratori, no? Cioè dove ha isolato le frange estreme dei partiti, le ha lasciate fuori e si è portato a casa persone di cui lui può fidarsi. Per cui probabilmente in questo, ti dicevo prima, se il ruolo, anche perché non è un uomo solo, anche se è vero che ha una forza di per sé, di prestigio personale, eccetera, di riconoscimento dall'estero, però secondo me in determinati, non diciamo in tutto il governo, però in certi ambiti del governo, i Giorgetti eccetera, sono persone di cui lui si fida, voglio dire, non dico ciecamente ma quasi. Però in questo contesto, l'ultima domanda che faccio io, poi mi taccio a vedere gli altri. Messo abbastanza buone sì. sul governo. L'unica cosa è che ti chiedo, io sono molto contrastato sul discorso delle ONG, di questo e di quell'altro. Allora, gestione di ciò che sta accadendo nel Mediterraneo, è fattibile, è potenzialmente fattibile o è utopia e tale rimarrà per sempre? Ma dunque, io intanto sono allerta, per quanto io lavoro in un'organizzazione che ha come uno degli obiettivi quello di promuovere il rispetto ai diritti umani, affrontare il tema delle migrazioni solo dalla prospettiva dei diritti umani non è corretto, certo, a mio giudizio, assolutamente, perché è vero, non si può lasciare la gente che muore in mare, ma bisogna anche cercare di evitare che la gente finisca in quella situazione, e quindi bisogna lavorare a monte, e lì il discorso ci porta molto lontano, perché già l'operazione Libia, tutta l'operazione Libia dall'inizio, l'Italia è stata assente, alla fine abbiamo fornito supporto logistico a questa cosa, ma dov'era la linea politica italiana sulla Libia, su Gheddafi, eccetera? Ci siamo fatti passare tutti sopra la testa, come già dai francesi.
quando come potenza ex coloniale avremmo potuto, vi posso anche raccontare un piccolo particolare che non è riservato perché è uscito sui giornali. Sei molto attento a dire cose. Ci sono molte cose, a un certo punto voglio scrivere un immagino. libro, ma ho detto devo aspettare tutta una serie di persone che vadano in pensione. Se no scrivere. si scopre il vaso di Pannera. Se no, no? sì. Ma questa è uscita da fonti stampa ben Ufficiali, informate. Ero stato contattato da New York e mi avevano chiesto se fossi stato interessato ad andare a fare l'inviato del segretario generale dell'ONU, dato che l'avevo fatto in Kosovo, in Libia. E questo era nel 17, nel periodo in cui stavo concludendo il mio periodo al Ministero. Al segretariato, cioè eri segretario generale dell'OSCE allora. E avevo appena finito, perfetto. perché mi ha chiesto cosa fai dopo. Ok. E ho detto ma non so, sto vedendo, adesso devo rientrare al ministero, poi vedrò. E allora questo era il direttore politico dell'ONU, il sottosegretario per gli affari politici. E gli ho detto ma fammi riflettere un attimo. Sono andato a Roma e ho chiesto un po' ai vertici del ministero. E lì mi hanno detto no, per l'amor del cielo, l'Italia è paese ex coloniale, meglio che noi stiamo fuori. Dico, sai, Libia forse non sarebbe male. No, non se ne parla nemmeno, eccetera, eccetera. Chiuso. Per cui io a New York ho detto, poi è uscita questa cosa dell'alto commissario, perché comunque sono andato avanti. A New York se ne è parlato e la stampa ha pubblicato la notizia dicendo c'era un buon italiano che avrebbe potuto farlo. Alla fine è uscito chi era un libanese, quello che hanno preso, che era molto vicino ai francesi, che hanno portato avanti una politica che non era la politica italiana. Voglio dire, se facciamo sempre, come dire, la figura dei Ponzi Pilati. Esatto, no? no? C'è sempre qualcuno che dice sì, però se facciamo questo allora c'è il rischio che succeda questo, eccetera, eccetera. Troppa dietrologia e niente azione. E questo purtroppo è anche un po' nel DNA italiano, lo vedo. Passando dal Ministero degli Esteri a lavorare a organizzazioni internazionali mi sono lasciato dietro tutta questa cosa che mi infastidiva diverse volte e l'ho ritrovata proprio su questa. E l'Italia avrebbe forse, lì adesso non dico io, ma insomma ci sono eccellenti italiani che avrebbero potuto fare la stessa cosa, ma l'eccesso di cautela, insomma, ci vuole anche spregiudicatezza. Certo, bisogna buttare il cuore oltre la siepe, certo. Perché bisogna avere anche un piede nella gestione di queste cose, perché la Libia è una delle fonti poi di questi traffici. Ma poi per il resto è tutto molto più ampio, è tutto collegato allo sviluppo sostenibile, perché secondo me bisogna limitare la crescita delle popolazioni, bisogna contrastare i cambiamenti climatici, bisogna aiutare questi paesi a crescere, a svilupparsi economicamente, eccetera, e allora ci sarà meno gente che viene su. Su quegli elementi bisogna lavorare come dato di partenza. E poi, il trasferimento dei barconi è la conseguenza. Esatto. E poi bisogna in qualche modo aiutare questi paesi a organizzarsi, a meglio sorvegliare le loro frontiere, cioè ci devono anche essere misure di contrasto, di filtrazione, anche filtrazione poi migranti, rifugiati, poi tutti i migranti si dichiarano rifugiati, certo. Ci vuole un sacco di tempo per capire poi se è vero, eccetera. Ma anche lì ci devono essere dei filtri, delle cose che si è cercato di fare, ma con successo molto, molto modesto. Ma manca la volontà? Cioè ci sono interessi, perché dopo ti viene a pensare tutto, no? Che ci siano effettivamente delle forze centrifughe. Il problema è che siamo bloccati, perché queste cose si discutono in gran parte a Bruxelles, dove non si riesce a concludere niente per i motivi che dicevamo prima. E quindi escono delle politiche strane come questa poi della presenza navale eccetera, dove alla fine a un certo punto le navi dell'Unione Europea venivano usate dai migranti o dai trafficanti che mandavano fuori i battelli, gli davano il numero di telefono al comandante della nave, diceva stiamo affondando, la nave era lì, li prendeva e li portava a Lampedusa e quindi diventavano dei traghettatori di migranti a un certo punto.
Tu hai proprio una sfiducia atavica su Bruxelles, guardi, proprio è... Sono stato molto deluso, Certo, come si dire, capisce. l'amante delusa, no? Certo. L'amante delusa è la più pericolosa, C'è un po' di quello, perché ho grandi aspettative per l'Unione Europea e invece si è allargata troppo in fretta probabilmente, doveva approfondirsi di più prima di... Boh, la genesi è un po' strana, no? C'è l'euro e dopo c'è l'unione È finanziaria difficile perché bancaria, era una situazione difficile per quella degli anni 90, era una fase in cui c'erano questi spazi che si aprivano, l'ex Jugoslavia e l'Europa dell'Est, e non potevano venire lasciati. Sì, probabilmente era una stessi. chance straordinaria allora, no? Per Erano l'Europa anche, sarebbe era stata anche una dei chance. mercati, perché Certo. c'era anche la considerazione economica, quindi l'espansione è sembrata la cosa più logica, però secondo me è andata avanti in maniera molto accelerata e poi ha introdotto degli elementi che poi hanno creato dissonanti, Sì, hanno certo, creato problemi nella regolazione interna. Bene, io direi che un bel applauso lo merita perché io non so se abbiamo domande dalla sala perché siamo qua due anche per voi. amministratori, pensavo che il sindaco, i sindaci, l'ex sindaco, Scusa, qualche curiosità l'abbiamo sviluppata la serata. C'era qualcuno che voleva fare qualche domanda? Una mano alzata in fondo. Salve, intanto la ringrazio per l'intervento. Lei prima ha parlato di sovrappopolazione e analizzando il problema da un punto di vista malthusiano, di conseguenza di scarsità delle risorse, lei ritiene che sarebbe eticamente corretto proporre un controllo della natalità nelle aree più colpite da questo problema? È un problema etico e morale è molto difficile farlo. E chi lo propone poi? A mio giudizio la cosa più importante da fare è cominciare a parlarne, porre il tema in agenda, lasciare che poi i governi in qualche modo si responsabilizzino e portino. Una delle considerazioni che si possono fare è che se l'economia migliora, la società si sviluppa e la qualità della vita migliora, la natalità decresce. Lo vediamo anche qui in Italia, in fondo, la natalità nostra degli italiani. In Cina, sta decrescendo in Cina la natalità. Per cui c'è una luce alla fine del tunnel, però il problema è che le tendenze sono negative, i paesi sottosviluppati lo rimangono, vengono sfruttati e non vengono aiutati in questo. La soluzione, ed è in linea con anche le teorie dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, è proprio quella di migliorare gli standard di vita, eccetera. E allora, perché ovviamente c'è il problema proprio a cui faceva riferimento lei, malthusiano. Io ricordo negli anni 70, quando andavo all'università, girava questo studio dell'MIT sui limiti dello sviluppo, che non era corretto ovviamente sui dati, ma che però nella direzione in cui andava, la direzione rimane valida. Le risorse che abbiamo non sono infinite e quindi a un certo punto quello che abbiamo davanti è la situazione che dovremmo cercare di raggiungere, è una situazione in cui la qualità della vita migliora per tutti, il progresso si incentra più sul ricercare il progresso tecnologico e soluzioni che migliorano ulteriormente la qualità della vita, piuttosto che aumentare i numeri, la produzione, la crescita, il PIL, eccetera. Come si fa a girare le cose in questa direzione? È difficilissimo, perché c'è resistenza dal mondo dell'industria, lo vedo veramente come un'operazione estremamente complessa, però va in qualche modo, bisogna cominciare a parlarne e bisogna cominciare a rifletterci. Io non credo che sia facile introdurre, e soprattutto non introdurle forzatamente, misure di limitazione della natalità. Francamente ci sono troppi ostacoli per andare direttamente in quella direzione. come dicevamo Non prima, ce la fanno possono neanche i fare. cinesi, no? Come? Non ce la fanno neanche i cinesi. Sì.
Beh, però i cinesi sta diminuendo, adesso la curva demografica cinese ha grossi problemi, perché loro perderanno 250 milioni di persone nei prossimi 30 anni, per cui anche loro sono arrivati già, cioè stanno arrivando al benessere e conseguentemente, come diceva Lamberto prima, diminuiscono il numero dei figli. Però stanno reagendo perché dicono aumentano il numero, le quote eccetera, per avere più gente, per continuare un modello di sviluppo che è espansivo. È vero. Ed è quello che bisogna cambiare. Cioè la loro preoccupazione è vedere l'India, no? Che Sì, no, infatti. Purtroppo siamo in un mondo che è interconnesso, ma è interconnesso anche nella competitività. Sicuro, loro hanno cercato con la politica del figlio unico, hanno cercato di manipolare. Se ti ricordi, la Cina a un certo punto negli anni 90 ha deciso fate un figlio, punto. In realtà si sono accorti 10 anni dopo di aver fatto un errore marchiano, perché diventava insostenibile il sistema anche previdenziale futuro per cui adesso inevitabilmente hanno rilasciato il tutto, però il benessere inevitabilmente fa diminuire quello che è i figli per famiglia, cioè è una cosa quasi, diciamo tra virgolette, automatica. Il benessere non fa voler figli, perché magari fai altre cose, fai tutto quello che vuoi, però diminuisce la natalità dei paesi, cioè questo è assodato ormai. Infatti oggi noi dovremmo pensare che tra 20 anni, tra 30 anni sarà l'India il paese più popoloso al mondo, ma alla gran lunga proprio, finché l'India a sua volta non troverà chiaramente quell'incipit di benessere che gli farà fare a sua volta meno figli. Scusa. Ti hai ripreso un appunto sulla Brexit. Ah sì, no, qual era? Perché chiaramente la Brexit è una sorta di, mi scuso se il paragone è stupido, di cancro che si sviluppa all'interno di un tessuto, no? Cioè l'Europa aveva creato questo fantastico mondo in cui stare assieme era facilissimo, facciamo l'euro e dopo avremo tutto il resto, in realtà favoriamo questi, gli lasciamogli la sterlina, poi arriveranno da noi per ovvi motivi, concedendogli probabilmente l'inverosimile. A un certo punto il tessuto cancerogeno, invece di essere isolato, debellato, curato, esplode e arriva questo fantasmagorico personaggio con cui dobbiamo comunque condividere gli scenari anche oggi, e la Brexit, anche per una serie di casualità elettorali, per carità di Dio, però di fatto è qualcosa che è accaduto. Ecco, come l'hai vissuta tu e come la vedi? Io ho una moglie inglese, ecco, bene. ho la Brexit in casa. È vero. Mettiamolo così, uno dei parlando con amici e conoscenti in Gran Bretagna, molti dei quali sono favorevoli alla Brexit e continuano io ne conosco 100, 90 non esiste per loro, ma magari perché sono nell'ambito finanziario, dipende da chi, nella diplomazia non c'è nessuno, certo. Ma quando vai su e parli con la gente per strada e così le cose cambiano. Sì. Una delle cose è stato l'impatto di uno dei grandi principi dell'Unione Europea, che è la libertà di movimento, no? Le varie tre libertà dell'Unione Europea. La libertà di movimento era stata pensata, così come poi anche gli accordi di Berlino, le frontiere di migrazione, certo. eccetera, è stata pensata in una fase in cui la situazione era totalmente diversa. L'idea era che un tedesco potesse venire in Italia, l'italiano andasse in Inghilterra, lo spagnolo andasse in Belgio, eccetera. Con questi allargamenti che ci sono stati e poi con l'ondata di migrazioni, si è applicato il principio della libertà di movimento anche ai nuovi, eccetera. E i flussi di spostamento all'interno dell'Unione Europea sono cambiati totalmente. Non ci sono inglesi che vanno in Bulgaria, ma ci sono ondate di bulgari che vanno in Inghilterra. E lo stesso la Polonia e i paesi... E quando hanno cominciato poi le migrazioni, Calais, i campi, eccetera, tutto questo si è ingigantito ancora di più, albanese, comunità albanesi, eccetera. La società inglese si è sentita sotto pressione, già la Gran Bretagna di suo soffre dell'eredità dell'impero, e quindi c'è gli indiani, i pakistani, tutte queste comunità che tradizionalmente si sono spostate, gente che ha studiato poi. Ma, quelli venuti dall'Unione Europea però hanno meno, perché la Gran Bretagna aveva esportato in un certo modo la sua Britishness,
l'essere la sua libertà, cultura sì, nelle sì, colonie, no? E quindi il Commonwealth, eccetera, viene visto ancora come il terreno, una comfort zone, no? Sì, sì, sì. E quindi all'interno di quello gli spostamenti sono visti meno traumatici, ma invece questa ondata di gente che è venuta dall'Europa, eccetera, ha destabilizzato la società inglese e ha creato forti spinte all'interno. Poi c'è sempre stata storicamente in Inghilterra una certa allergia sulle decisioni della Commissione europea, eccetera, sempre del partito, le barzellette che sempre in Inghilterra sulla certo. Commissione non finiscono più. E quindi si sono sommate tutte queste cose, queste riserve storiche sull'Unione Europea di una minoranza comunque del Partito Conservatore, certo. e che poi però sono state ingigantite dall'impatto soprattutto delle migrazioni, della libertà di movimento, eccetera. E questo ha girato. Cameron all'epoca non aveva sottovalutato questo, per cui il referendum è stato devo dire, un tragico errore. Sarebbe stato molto meglio lasciare le cose così, lasciare il dibattito, eccetera. E adesso è quello che è successo. Quindi... Però tu me lo inquadri, cioè sarà comunque un rapporto che sarà non riannodabile, l'Inghilterra farà la sua strada come fa adesso con l'AUKUS, no? Voglio dire, ha preso la sua strada anche andando contro gli interessi europei. Una delle cose che vedo è che sia con i tedeschi che con i francesi la Gran Bretagna adesso ha un rapporto veramente pessimo. E quindi gli olandesi sono contentissimi, l'ho visto nel primo periodo in Olanda, si trasferivano ditte dalla Gran Bretagna in Olanda. Beh, anche dall'Italia, sì. Per cui ci sono stati anche dei beneficiari del Brexit, certo, che non hanno fatto nulla per cercare di convincere gli inglesi a fermarsi indietro. Ma quindi l'Europa sta cercando di vedere come riposizionarsi, ma c'è l'impatto di tutta l'operazione e il fatto poi che l'accordo non è stato raggiunto, che quindi abbiamo avuto una Brexit di fatto dove gli inglesi non hanno pagato ciò che dovevano pagare, quello che dovevano pagare, ha lasciato sangue amaro, certo, da questa parte, da questa sponda della manica, e soprattutto con i grossi partner europei, e questa non gliela perdoneranno a breve termine senz'altro. Quindi infatti gli inglesi adesso puntavano tutto su un grosso trade deal con gli Stati Uniti, che sembra in realtà non si stia materializzando nemmeno questo, quindi la forza Trump gli aveva fatto vedere tutto fattibilissimo, Trump aveva fatto punti d'oro, no? Purché la Brexit andasse in porto. E quindi anche questa è una chiave di lettura, per esempio l'AUKUS, eccetera, la Gran Bretagna che si mette dentro per cercare di guadagnare punti e cercare di mettere... Sì, per darsi un ruolo anche, no? Di mantenere. Però, scusa, io dopo mi viene una domanda dietro l'altra, ma l'Europa perde questa forza che comunque era centrifuga? Cioè la Gran Bretagna era comunque centrifuga, non so cosa parla la Scozia, perché già loro hanno il loro Cristo per i fatti loro. Non è escluso che se ne va. Ah, certo. Anche perché loro stavano bene, cioè chi riceveva le sovvenzioni dell'Europa erano gli scozzesi. Ma non potrebbe essere quello uno dei motivi di aggregazione dell'Europa? Cioè, se n'è andata l'Inghilterra, perfetto, cerchiamo di trovare dei punti di coesione tra di noi e darci un ruolo che sia effettivamente da protagonista in uno scenario mondiale. Ma lì abbiamo sempre tornando al discorso che tu sei sfiduciato da Bruxelles. Abbiamo di nuovo la geopolitica che ritorna, e l'Europa si deve fare uno sforzo anche di riunificarsi politicamente, e non ci siamo, certo, non ci siamo per il momento. Sì, torniamo al discorso del Papa che ti facevo prima, no? Cioè, ieri sera sento il telegiornale e c'è una frase del Papa che dice l'Europa in realtà per come è strutturata è malata di stanchezza, testuale. E sembra quasi che le parole che dici tu sembra più che sia un po' rinco. Bisogna tornare alla visione dei fondatori. Ed è esattamente quello. Adesso non c'è più questa visione. Certo, sì. È stata anacquata nel tempo. È un'Europa, direi, mercantile a questo punto, quello che vediamo, è poco più. Senz'altro. Bene. Ci sono altre domande? Qualche domanda?
li abbiamo spossati. Vorrei se dicesse qualcosa sul rapporto Italia-Europa-Turchia. La Turchia, no? Il futuro con la Turchia. Avevo un appunto qua, quando si prendevano l'olio bollente, ma erano bei tempi. I veneziani se lo prendevano, O i turchi, o i turchi da noi. Okay. erano bei tempi. Il rapporto con la Turchia è un altro rapporto complicato. Anche se c'è stato l'accordo Merkel-Erdogan sui migranti, eccetera, che sono stati dei passi avanti, ma resta molto complicato. Nell'OSCE, per esempio, la Turchia non è un cliente facile, perché quando si parla di diritti, ho provato a parlare di minoranze, i curdi non ne vogliono sentir parlare in modo più assoluto. E quindi è un paese che continua, e poi devo dire Erdogan, allontanandosi dall'eredità di Atatürk, ha spostato un pochino l'asse della politica in direzione più islamista, no? E quindi questo anche, abbiamo visto anche le chiese, le moschee, eccetera. E quindi questo in prospettiva potrebbe anche creare delle difficoltà. Cipro sta riprendendo quota in termini di animosità del conflitto, anche con la questione del gas, eccetera. E quindi c'è una lunga lista adesso di problemi che abbiamo nelle relazioni tra Unione Europea e Turchia. Devo dire, l'Italia rimane in tutto questo ancora un po' un ponte, perché noi abbiamo tradizionalmente un rapporto buono, aperto con la Turchia, però è un ruolo che è sempre più difficile svolgere per certe asperità proprio della politica. Perdendo la laicità, chiaramente la Turchia si è... Direi quella era la forza della Turchia sì, certo. dell'ultimo secolo, sicuro. Quindi lei non vede la possibilità che l'Unione Europea, come stava lavorando anni fa, si espanda o aggreghi verso la Turchia? Verso la Turchia. Direi in questa fase Erdogan a un certo punto voleva proprio chiudere completamente ogni tipo di negoziato, perché diceva che non ne voleva più sapere per via delle regole di elezione. Ma direi siamo molto lontani. Ma lì chi spingeva era la Germania della Merkel o un generale? Chi spingeva? Verso un'aggregazione della Turchia? No, la Merkel era un po' cauta, perché la Merkel ha anche un problema di presenza di comunità turche in Germania e anche politicizzazione delle comunità turche in Germania. I tedeschi hanno avuto problemi con l'integrazione di queste comunità, dati anche i numeri. Per cui la Germania certo non era un elemento di freno in questo, ma aveva delle cautele, diciamo, Delle giuste cautele. I rapporti tra Germania e governo turco attuale non sono proprio al massimo. Direi che l'Italia, finché c'era la Gran Bretagna era l'altro paese che spingeva in direzione di un accordo con la Turchia, finché era membro. Tanto vi ricordo c'erano consultazioni italo-britanniche dove la questione della Turchia si poneva sempre in maniera positiva. In questo momento, devo dire, adesso sono molto lontano da Bruxelles perché sto a Vienna, mi sto occupando di altre cose, ma non ho visto nulla che mi lasci pensare che sta ripartendo un po' un'agenda positiva dell'Unione Europea verso la Turchia. Quindi un esercito europeo, una polizia europea, una politica europea, una salute europea, siamo lontani. Dunque l'esercito europeo, questa è un'altra cosa, l'esercito europeo si parla da anni, me ne occupavo io quando al Ministero degli Esteri facevo il coordinatore per la difesa europea. Il problema e già allora era un problema, si cominciavano a vedere le prime missioni di pace dell'Unione Europea. E allora i francesi la volevano nel Chad e siamo andati nel Chad, l'Italia gli ha dato un ospedale militare, mi ricordo, però l'abbiamo fatto per solidarietà alla Francia, c'era chi diceva perché l'Unione Europea va in Chad, ed era per gestire un conflitto interno, in realtà una guerra civile. Gli olandesi hanno voluto fare una missione in Indonesia, ad Aceh,
Alla fine diventava, ogni paese si sceglieva il suo posto di interesse e mandava la missione europea, ma non si riusciva a mettere a punto una strategia, per la mancanza di una politica estera comune, una strategia comune dove si dicesse queste sono le nostre cose. E questo è quello che io temo con l'esercito europeo. I paesi baltici e la Polonia vorranno immediatamente schierare l'esercito europeo sulle frontiere verso la Russia, mentre noi credo che avremmo delle riserve. Se non c'è una coerenza nelle linee almeno fondamentali di politica estera, lo strumento militare diventa poco utilizzabile. O utilizzabile solo su cose che sono, come dire, consensuali o quasi di rappresentanza, perché non creano difficoltà particolari a nessuno. Però indubbiamente questo riflette anche le preoccupazioni che ci sono sul fatto che gli Stati Uniti stanno sempre più chiaramente perseguendo interessi nazionali e non necessariamente, si è visto soprattutto su Afghanistan, prestando attenzione, l'attenzione sarebbe stata necessaria alle esigenze degli alleati. Dici qualcosa di allegro per il futuro? Bazzelletto. Prego. Volevo chiedere, Scusa. la Turchia si riprenderà la Libia? La Turchia si è posizionata bene lì, non credo che se la riprenda, anche perché la Russia poi ci sono troppi players, come si dice in italiano. Sì, troppi protagonisti interessati e si spingono in direzioni diverse. Però certamente ci ha fatto un pensierino. Erdogan ha un po', da questo punto di vista, un po' come Putin che vuole ricostruire l'impero russo. Anche Erdogan credo che abbia ogni tanto dei momenti, l'ho visto anche con la Siria, dove qua e là si è ritagliato zone di presenza eccetera, e quindi ha delle sue, come dire, cose. Quindi se potesse, se trova il modo di riprendere influenza in Libia, usando anche la presenza militare, che comunque è limitata, cercherà di farlo, ma non credo che ci riesca. Credo che la comunità internazionale sia troppo presente comunque per come dire, dare mano libera ai turchi. Ancora due domande. La politica mondiale sta cambiando completamente, no? Proprio sia proprio gli accordi recenti fra gli Stati Uniti, l'Australia e la Gran Bretagna, la cintura naturalmente di contenimento dell'espansionismo cinese e sovietico, ex sovietico, quindi Russia, in qualche modo ha trovato una frattura proprio con l'Afghanistan, no? Quindi naturalmente tutta la parte meridionale che doveva essere in qualche modo arginata da questo discorso qua è venuto a mancare, no? Questo qui è un primo, lei è stata naturalmente, mi ha chiarito tantissime cose, però questo è un punto che effettivamente potrebbe prevedere uno sviluppo futuro della politica mondiale e quindi anche tutti gli accordi commerciali legati a questo tipo di sviluppo. Sappiamo che ormai gran parte dell'Africa è cinese, perché naturalmente tutte le risorse vengono usate, insomma, dalla Cina. Sappiamo benissimo che la Cina ormai sta sviluppando tantissimi interessi in Africa. La seconda cosa che vorrei in qualche modo che lei mi chiarisse, perché sono due punti che sono rimasti così, la debolezza della politica italiana. Cioè forse lei in un passaggio prima ha detto che naturalmente non riusciamo ad avere quello sviluppo necessario politico che competerebbe a una nazione che effettivamente è stata anche fondatrice dell'Unione Europea, no? E quindi ad un certo punto l'asse franco-tedesco ha di fatto mandato, diciamo, in secondo piano tutte le altre nazioni. Il fatto che ci sia anche il potere religioso in Italia, quindi legato agli sviluppi del Vaticano, non è che forse questo depaupera l'interesse della politica italiana? O potrebbe in qualche modo incrementare?
Grazie. No, io non darei colpa al Papa per le nostre incapacità. Purtroppo, devo dire, mi sono chiesto io stesso, non ho una risposta chiara, ma l'Italia potrebbe essere molto più attiva in politica estera. Quando ero nei Balcani, quando ero in Kosovo, e sono stato il primo e unico italiano ad essere capo di una missione di questo tipo nei Balcani dell'ONU. C'era provato qualcuno a andare a fare l'alto rappresentante in Bosnia, ma non ci siamo mai riusciti. Ma poi quando ero lì mi sono reso conto, l'Italia investiva, avevo un contingente di carabinieri, avevo un contingente della Guardia di Finanza, avevo dei giudici italiani, avevo uno stuolo di magistrati italiani in UNMIC, avevo moltissimi funzionari italiani, ma l'Italia istituzionalmente e l'Italia sul piano politico era assente. Il comandante di KFOR ancora adesso credo sia italiano, il contingente NATO. Ma davo interviste in continuazione su stampa internazionale, la televisione tedesca, eccetera, alla RAI zero. Quindi c'è un problema di disinteresse dei media italiani per la politica estera, che potrebbe forse riflettere anche un generale interesse della società per la politica estera, o non so quale dei due venga prima, ma c'è questa impressione che quello che facciamo, io stesso devo dire, anche quando ero segretario generale, avevo molto più profilo in altri paesi europei rispetto a quello in Italia. Nessuno mi conosce, o nessuno mi conosceva quando facevo segretario generale, mentre, non so, in Russia bastava dire il mio nome e mi conoscevano tutti, in Ucraina poi perché facevo queste cose, eccetera, ma nei Balcani. In Italia no, perché non ne faccio una questione personale, proprio non c'era interesse, non c'è interesse, e credo sia un po' questa il punto di partenza. I ministri degli esteri, che sono sempre di nomina politica, sono molto spesso persone che non hanno un'esperienza di politica estera. Assegnazione di poltrone, adesso non voglio passare un giudizio sul ministro attuale, ma occorrerebbe avere persone. È vero che quando l'abbiamo avuto c'era De Michelis, poi è stato, non è che abbia risolto molto, ma De Michelis era arrivato al Ministero con un suo gruppo di collaboratori e non lavorava con il Ministero. Io ero nell'ufficio segretario generale in quel periodo, gli passavo i dossier, loro li buttavano via, si prendeva il suo giro di cose e aveva creato una specie di centro studi attorno a lui, e tutto il resto non contava, che è stato anche a mio giudizio un errore, perché nel bene e nel male l'amministrazione ha tutti gli elementi, c'è la storia di tutto quello che è successo, e comunque ai diplomatici con esperienza che ti possono dare un consiglio, eccetera, devi portarti dei consiglieri estranei, eccetera. Ma manca, credo, una cultura della politica estera in Italia, non so quando mai ci sia stata. Abbiamo avuto dei grandi ambasciatori, abbiamo avuto dei grandi rappresentanti all'estero, ma almeno nel periodo in cui sono stato io al Ministero degli Esteri, non ho mai avuto l'impressione che ci fosse, come dire, una forte iniziativa per che l'Italia portasse avanti, al di là di certe cose legate comunque ai programmi dei partiti, la moratoria sulla pena di morte alle Nazioni Unite, ci sono state ovviamente iniziative anche di profilo, ma iniziative che portassero l'Italia a profilarsi come questo è il protagonista ed è il paese con cui dobbiamo fare i conti se vogliamo gestire la questione della crisi nell'area balcanica o nell'Africa del Nord, eccetera. Non siamo mai riusciti a presentarci come un paese che ha una forte strategia e ha un forte ruolo, ha i contatti e occorre lavorare con loro, cioè con l'Italia, se vogliamo ottenere dei risultati, eccetera. E lì c'è molta strada da fare, purtroppo. E i fattori, come dico, credo siano molti. Dalla politica alla stampa, alla società, alla comunicazione,
I dibattiti di politica estera restano sempre dibattiti di elite, un pochino come questo, piccoli gruppi, eccetera. Chiaro. Anche sofisticati, Ma fine a se stessi. un po' fine a se stessi. Comunque ho una buona notizia, c'è una ragazza che voleva fare una domanda. Sì, volevo fare una domanda. Benissimo. Lei ha parlato in larga parte anche dei flussi migratori, del problema dell'immigrazione in Italia. Io volevo concentrarmi soprattutto sul processo di integrazione degli stranieri in Italia e chiederle quindi in che cosa secondo lei la politica italiana ha fallito e in che cosa continua a fallire, e soprattutto perché, pur essendo stati tra i protagonisti principali dei flussi migratori, per esempio negli anni 60, di molti italiani in Svizzera e in tutta Europa, com'è che siamo ancora legati ai nostri limiti in un certo senso? Cosa ci preclude dal guardare avanti seguendo una prospettiva diversa? Ecco. Grazie. Questo è un discorso lunghissimo, purtroppo. Quando lavoravo con Aldo, e devo dire, come vi dicevo, io sono vissuto all'estero e vivo tuttora all'estero, per cui non sono molto bene al corrente delle iniziative per l'integrazione, politica di integrazione in Italia quando si parla di migranti, ma le cose sono venuto giù un paio di volte, sono andato a parlare anche ad alto livello a Roma con il Presidente del Senato, ho parlato con gruppi parlamentari che rappresentavano anche diciamo comunità marginalizzate. Il primo consiglio che io do è investire tantissimo, e questo lo vedo sempre, in educazione. La scuola è il posto dove comincia l'integrazione e bisogna stare attenti anche a come viene gestita l'educazione. Spesso io ho visto l'educazione manipolata in molti posti per creare problemi o per alimentare divisioni. Quindi investire in educazione è il primo dei problemi. Anche perché dall'educazione poi esce una buona conoscenza della lingua, la conoscenza della lingua è il primo strumento per portare. Occorre anche articolare in maniera molto chiara come dire, le questioni relative ai diritti delle minoranze, perché una delle cose che ho visto occupandomi di minoranze, una cosa interessante, l'Alto Commissario dell'OSCE sulle minoranze non è uno strumento di protezione delle minoranze, è uno strumento di prevenzione dei conflitti. E una cosa che ho notato è che molto spesso le minoranze vogliono alti livelli di protezione e di tutela, dicendo i miei diritti sono ABCD, eccetera, e si dimenticano tutta la parte che riguarda gli obblighi, che sono quelli doveri, che sono quelli relativi all'integrazione. E allora spesso davo ragione ai governi e criticavo le minoranze, che si sono lamentate pure in alcuni casi. Ma questo è importante quando si parla di politiche integratorie, che ci sia una buona comprensione, che sì, hai diritto a questo, ma devi anche integrarti, la nostra cultura. Uno dei problemi fondamentali è quello delle radici, il riconoscimento in un certo senso noi siamo un paese dove, non solo perché c'è il Vaticano qui, ma un paese da una radicata cultura cattolica. E quindi ecco le storie del Pakistano adesso che hanno preso a Parigi, queste sono intollerabili in un paese come il nostro, perché vanno contro principi fondamentali per noi, e quindi chi entra deve anche capire, e quindi per questo si potrebbero anche mettere in piedi dei corsi, devono essere in qualche modo, e ovviamente con le persone anziane questo è molto più difficile, ma con le nuove generazioni questo deve venire attraverso processi educativi. Che devono essere accettati. Che devono essere accettati. Ma atteggiamenti come quello, mia figlia non può andare fuori con l'italiano, sono totalmente intollerabili e dovrebbero andare direttamente, se c'è un reato ovviamente deve venire trattato come per legge, ma altrimenti bisognerebbe anche pensare a espulsioni di persone che si rifiutano di integrare in maniera che sia coerente con i valori fondanti della società in cui vivono.
Quindi ci deve essere comunque una contropartita rispetto alla garanzia dei diritti e l'assistenza che Una reciprocità. viene data. Ci deve essere anche una reciprocità, non è solo... Ed è lì che io ogni tanto critico anche certe ONG che vedono solo l'aspetto del diritto e quindi della tutela, eccetera, e dimenticano tutto il resto, piantando però i semi di problemi ad albo. Un po' sai il modello tedesco che dice ok, tu arrivi, benissimo, cominci a fare il tuo corso di educazione civica, eccetera, 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 conosci le regole, devi rispettarle, non le rispetti, te ne vai. In realtà noi, anch'io non sono dell'idea perché c'è il Papa, eccetera, però noi siamo stati molto, diciamo così, con le maglie troppo larghe nel momento in cui li abbiamo accettati. Doveri senza diritti e ciò non è accettabile. Però Presidente, io ti do una cosa da fare. Perché secondo me nel quadrare il governo Draghi uno dei problemi è il Ministero degli Esteri, per cui noi potresti farti portavoce presso il governo che una candidatura Zannier secondo me risolleverebbe alla grande quella che è la visione ben io, lo faccio io però anche la qualità e lo spessore sullo scenario, sullo scacchiere internazionale del governo italiano. Potrebbe essere una bella strada. Beh, una mission impossible. Questa proposta. Devo ringraziare l'ambasciatore Zannier e l'amico Lamberto per la serata, mi ha fatto lavorare tantissimo, è stata una bella serata, speravo appunto che ci fosse un trucco magico per finirla proprio in forma positiva. Comunque, vediamo. Grazie a Gabriele per averla gestita, è stato, insomma, ci siamo istruiti, anche divertiti, abbiamo saputo un sacco di notizie, grazie al Sindaco per la presenza, grazie a tutti, Sindaco patrocinante, Sindaco ospite, ex Sindaco, ero lì che stavo aspettando quando interviene, ero curioso di vedere quando interveniva. Grazie a tutti voi che siete venuti. È un bravissimo moderatore. E adesso ci avviamo alla parte finale, perché visto che domani è lunedì non dobbiamo fare troppo tardi, no? Scherzavo, facciamo andare bene, possiamo andare.